Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, ero rimasti qui che abbiamo trovato questa simpatica signora. Allora, io direi però... C'era un'altra, mi è venuto fuori un'altra. Ah, eccolo qua, draga. Sempre dritto. Draghiamo che ci servono pezzi e dobbiamo andare alla ricerca di parecchi cimegli e via dicendo. Draga. Ah, draga. Molto bene. Un pezzo di qua. Ah, c'è anche l'altra roba. Bene, draghiamo e ora. Continuiamo. Esaurito. È un pezzo che siamo esauriti qui. Qui cosa c'è? Anche qui c'è da dragare? Sì, c'è anche qui qualcosa. Ma non abbiamo più spazio per adesso. Cosa facciamo? Niente, torniamo indietro. Non è che abbiamo tanto di possibilità. Dobbiamo andare là. Io direi di mettere anche questo. E se no... il mio magazzino, e io direi di mettere giù questo, questo. Bene, facciamo un altro giretto, andiamo a recuperare le ultime cose in fondo a e poi no, quella lì è roba pericolosa, mi sa. Andiamo al largo. Ah, là c'è una cosa. E andremo anche là. Ah, esaurita, cioè. E lui era l'ultimo, perfetto. Ah, è già acceso, molto bene. Vai, oh, c'era qualcosa qui. Ah, draghiamo, molto bene. Sacco di dobloni. Buoni anche quelli. Ah, esaurito, va bene. Perché? Peschiamo anche di notte, dov'è il problema? Salmone bocca nera.
Ah, ce n'era uno raro. Vabbè. Ah, esaurito. Vabbè. Ah, ma sono già le 7 di mattina, bello. Ora. Un cumulo di macerie in equilibrio precario, per rimuoverlo ci vorrebbe dei forti esplosivi. Qui cosa abbiamo da... No, qua... Aspetta, aspetta, aspetta. Sparia. Sì, ma non ho più spazio. Vendiamo un... Brutti uccellacci del male augurio. Mancato del pesce. Forse è molto redditizio se non trovi un buon punto professionale. Basta che poi non ti scordi e li lasci. Cioè, mi hanno portato via mezzo pesce, sti bastardi. Ah, aspetta che leggiamo. Bentornato, vuoi fare 4 chiacchiere? Ho bisogno di aiuto. Pescatore che vuole aiutarmi, ottimo, sto cercando di tenere traccia di luoghi dove vengono avvistate varie specie di pesci. Ne ho registrati la maggior parte durante i miei viaggi, ma ce ne sono alcuni che non sono riuscito a rintracciare. Ti devi condividere con me le tue informazioni? Certo. Grandiosi, i pesci che devono ancora rintracciare sono il pesce a remo, l'anguilla a pellicano, il pesce tega golia e il celiacanto. Ho già qualche dato su una di queste specie. Forse possiamo indirizzarti nella giusta direzione. Intanto... No, direi di... No, perché prima voglio... Fino a là non c'era. Superficiale. Una roba che non abbiamo mai pescato. Esaurita. No, ma io volevo... Non si... Ah, devo essere per forza... Devo essere per forza attraccato per mettere della roba in magazzino. Io direi di andare qui. Il mio magazzino. E mettiamo giù. Magazzino. 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 Perfetto. Mercato del pesce. Sì, va bene.
tutti i pesci, molto bene. Allora, vediamo il bacino. Mi ora un bacino, miglioramenti della tua imbarcazione. Questo... allora, magazzino, mettiamo questo. E poi c'è questo e dopo abbiamo due pezzi di legno, molto bene. (95) bene, due spazi per 100. Cos'è che vuole? Magazzino. Allora abbiamo, ce li abbiamo, guarda. È un pezzo di legno. No, ne abbiamo 88. Qui invece ci domandano due pezzi di stoffa, e un pezzo di legno. E qua ci sono andati $125. Cioè ci servono solo soldi sostanzialmente. Io direi fare un riposino. Giriamo intorno. Facciamo un giretto qui intorno. Vediamo se troviamo qualcosa di... costiero. Pesci che non abbiamo mai visto probabilmente loro. Ah, ma ce n'è ancora? Ah, peschiamolo. Va bene, esaurita. Dove possiamo andare? Dice da dragare. Vuol dire che c'è qualcosa da rancurare.
sono le 5:30. Qua invece, ah, qua c'è da dragare. Ci sta? Non credo, perché mi sa che occupavano 3 posti. E ora intanto, beh, possiamo sempre ritornare per quello. Ma non ho spazio. Cantiere, no, cantiere. Ehm, Mercato del pesce. Ti vendo tutto. Dopo, bacino galleggiante. Eccola là. 125, bene, li abbiamo. $100, quanti ne abbiamo? $100, ma no, 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 vabbè, ti lasciamo lì. Tanto era qui vicino, se non ricordo. Ah, eccolo lì, infatti. Molto molto bene. Dove caro, scusa? Guarda qui in giro. Aia. Mi sa che devo riparare la barca adesso. No. Mercato del pesce. Vabbè. Allora, cantiere. Riparo tutto. Bene. Ma scusate, cos'è che acquista? 10 kW. Questo qua ne ha 14. 10 kW, questo ne fa... Ah, 15,8. Disinstalla.
magazzino. E c'è il magazzino, abbiamo questo qui. Stiva. Bene. Magazzino. No. Io voglio andare al bacino che c'era questo qui. Adesso abbiamo 2 spazi e poi i motori. Modifica 2 spazi. Va bene. Mamma mia, roba che ci domanda adesso. Beh, qualcosa possiamo mettere giù intanto. Non abbiamo molta roba, però. E a questo lo mettiamo. Però non possiamo vendere. Magazzino. Vendi. Tanto non facciamo niente. Questa qui è quella che abbiamo già in teoria, sì. Invece qui abbiamo, che non mi confondo, abbiamo questo da 14,7 e 15,8. 15, vediamo se c'era un altro da... Ah, costa 200 e quello qua. 10,5, 10. Però se io... disinstalla magazzino e al magazzino no, no, ma scusa un secondo. Magazzino ma se voglio posizione no, scusa, se io voglio disinstalla no, installa boh, non l'ho capita. Va bene. Allora, continuiamo il nostro giretto. Vediamo se c'è qualcos'altro da spennacchiare qui in zona. No, quello lì bisogna stare distanti. Acque agitate. Ah, oceanico, no, niente. Qui c'è qualcosa. Esaurito. Qui c'è qualcos'altro. Ah, bene, qua ci sono dei pezzi. Basta, non ci sta nient'altro. Però
Enciclopedia, vabbè. No, mappa. Vabbè. Ma che non posso metterlo direttamente. No, devo essere per forza. Anche qui ci sono altri pezzi. O si vedono. Qui ci sono pesci. Vabbè, ritorniamo. Calore crudele. Cantiere, no. Mercato del pesce. E no, non abbiamo niente. Magazzino. 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 E magazzino. Bene, a posto. Dormiamo. Abbiamo un mucchio di missioni secondarie da fare, diciamo. Però, sinceramente, io vorrei andare. Non mi prenda fuoco la barca, va. Ecco qua. Oh, alleluia. Questo posto è esaurito, va bene. Ma non ce n'era un altro qui, o sbaglio? Era questo qui? Può essere? Sì. Esaurita. Cazzo, sono già le 5. Bisognerebbe tornare indietro. Comunque a me sta piacendo parecchio questo giochino qui, eh. Ci sta? Ci lo facciamo stare. Facciamo. Ma scafo danneggiato. Aspetta che non si vede una mazza. Qui cosa c'è? Oddio. Non so cosa sia questo qua. Comunque cerchiamo di ricordarci la... È in mezzo. Va bene. Sono tante robette. No, qua è chiuso, niente. Dobbiamo anche mettere a posto il scafo che è danneggiato. Tanto per cambiare.
Aspetta, questi occhi che ti guardano sono molto... Ah, ma stiamo andando dalla parte rovescia, diciamo. Tanta robetta da guardare, ma dobbiamo andare via di notte. È giusta? Sì, dai, stiamo facendo un po' il giro delle oca, però va bene. Là c'è il faro, quindi... La pietra trema è fronte a te, al suo interno risplendono simboli ignoti. Posali a mano. Un brivido improvviso ti attraversa fino al midollo, risale il tuo braccio e ti arriva al collo. Una profonda visione penetra nella tua mente. Un cuore di pietra avvolto in una coda serpeggiante, un corpo sinuoso si svolge, i suoi denti raschiano il fondale marino. Si fa più grande, si scaraventa attraverso la scogliera, scagliando le rocce nell'acqua. Un occhio si apre su questo nuovo mondo. I danni, devo andare a sistemarlo, c'è poco da fare. Il problema è che possiamo girare anche qui, in teoria. Dai, quello è là dove dobbiamo andare, beh. Allora, mercato del pesce intanto. No, non è il mercato del pesce che devo andare, ma al cantiere. No, magazzino, magazzino, magazzino. Tutto a magazzino mettiamo. Allora, e adesso mettiamo a posto. Ma intanto abbiamo un po' di roba qua. Questo. Dopo abbiamo bisogno di 3 pezzi di legno. Dopo abbiamo questo, vediamo, chissà, ho capito io che pezzo è quello là, è quel famoso pezzo che ho visto prima che costava una follia, perché costava una follia, insieme a $500 se non ricordo male. Mi manca solo quello. Cioè ci sono $500 più 500 del pezzo. Cantiere. No, ripariamo. Dobbiamo riparare. E allora io direi invece adesso... Allora, eravamo andati...
Li dobbiamo dragare. Bene. Draghiamo a più non posso. Finché c'è la possibilità. No, non è qua. C'è anche la barra. Ormai sono un esperto di dragaggio. Bene, pezzi per... Ah, uno solo. Meglio di niente, però... No, niente. Madonna, la cernioglia. Niente. Vabbè, lo facciamo andare sul piano piano, eh. Vabbè, è enorme sto pesce qui, veramente. Allora, se io questo lo metto qua, questo lo metto qui e questo lo metto qui, cosa cambia? Un cazzo. Non abbiamo posto. Mercato del pesce, vai. Allora abbiamo... Bene. Poi abbiamo il famoso un punto ricerca. Cos'è che possiamo potenziare un peletto? Questo vulcanico superficiale. Io direi di fare questo però. Cioè sto qua è un misto. Sono un po' indeciso. Perché il vulcanico dobbiamo ancora trovarlo. Ma a livello di motori invece... Poi c'è anche questo. E anche le nasse. Resa 2 al giorno, 2 al giorno, 2, 3 al giorno. Capienza 4x4. 4x4, ah questo è 5x4. In più se di più prima è ruotata. Quasi quasi farei questa. Ah, adesso abbiamo anche le reti. Proverei a fare questa allora io. Contenere più pesce durante più rispetto. Rimane contenere un'ottima scelta e guadagno passivo. Facciamo questo. Rete astrale. Non l'ho mai utilizzata. Salute. Allora ma le reti astrasico dove sono, scusa? Bloccato, tutto bloccato, cioè, ma... Allora facciamo una robetta di sto genere. Dormiamo fino alla mattina. Lasciamo. Io direi di andare a pesca. Dobbiamo tirare su un po' di soldi.
È un bel pezzo, però che non troviamo pesci rari. Per capirci, quando si vede la pallina gialla o un pezzo giallo finché li tiriamo su. È un bel pezzo che non li troviamo. Ma lì c'è da dragare. Qualche pezzo di motore sicuro. Ah, non c'è nient'altro. E qui invece cosa c'è? Pezzo di legno. Va bene anche quello. Ah, bene, bene, bene. Questo pezzo mi fa comodo. No, adesso ci ha dato un pezzo di legno. Esaurita. Ci giriamo con calma. Qui c'è da pescare, giusto? Non mi ci sta più niente. Devo tornare. E qua cosa c'è? Cosa c'è qui? Mi sa... No, questo non ci sta. Non ci sta. Marcato. Dopo. Magazzino. Magazzino. Ricerca. Allora abbiamo fatto le nasce che potevamo fare anche a meno. No, le reti abbiamo fatto noi, le nasce. Io direi punterei di più adesso sul motore, sinceramente, perché le canne, ma anche quelle bisognerebbe fare. Anzi, facciamo quella, una. Io ho visto una robetta là dietro. Quella là mi ispira. Qui c'è il salmone della bocca nera. Bene.
abbiamo... no, zero. Allora, mercato del pesce. 528. Proviamo a vedere. E ci manca solo questo. Però, cantiere. L'arte della parlantina. Ah, eccole qua, dove sono? 300 dollari all'una. Saroia. Eccolo qua, dov'è? 500, questo qua 300. Io direi di comprarlo. Facciamo cantiere. No, no. Bacino di galleggiamento. Eccolo qua. Magazzino, eccolo qui. Adesso dobbiamo rancurare abbastanza. Dobbiamo rancurare, stavo dicendo, abbastanza cash da potenziare. Oh, la famosa pallina gialla. Ma aspetta un attimo. Se questo lo metto qui e questo lo metto qui, basta, non ci sta nient'altro. Dove sono le tardi? $100. Giorno 23, intanto siamo arrivati. No, sono amante del pericolo, voglio andare fuori di notte. Voglio andare fuori tutta la notte. Dovremmo cambiare le luci però guardando bene, perché fanno, come si dice, un camping da morto, fa più spigola nera.
Ah, è un... Oh, cos'è quella roba lì? Porca puttana. Qua di notte è veramente pericoloso è ora. Ho capito andare a pescare di notte, ma bisogna essere anche attrezzati ora. Allora, mercato del pesce, vendiamo tutto. Poi andiamo al... No, ho sbagliato. No, non è qui. Cantiere. 60 dollari, Ma, scusate, ma le luci? Quanto costano? 200, 275, fanno 1800. Cioè fa più del doppio di quelle che ho su adesso praticamente. Allora io adesso farò... All'altra... Io farei una robetta di sto genere, vi saluto qui intanto. Come sempre vi ringrazio per la visualizzazione e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentare e condividere. Grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.